Quarta vittoria consecutiva per le ragazze del Verona che si impongono agevolmente sul campo del Milan. Le veronesi passano in vantaggio alla prima azione d'attacco, discesa sulla sinistra di Melania Gabbiadini, che dal fondo mette in mezzo dove Diane Da Rocha si gira e trafigge l'incolpevole numero 1 rossonera. Trascorrono solamente 6 minuti e le gialloblu raddoppiano. Calcio piazzato battuto dalla tre quarti dalla Di Criscio, sfera sfiorata da Melania Gabbiadini, quel tanto che basta per battere Ferraro e mettere dentro il 2-0. Le veronesi non corrono pericoli e si rendono ancora pericolose sul lancio di Carissimi. Gabbiadini si fa deviare la conclusione, riprende Pini con sfera deviata in angolo. Rossonere più costruttive in avvio di ripresa, con Ricco che impegna in 2 occasioni il portierone giallo-blu Ockstrom, brava ad uscire tempestivamente a terra nella prima e a deviare la conclusione in angolo 5 minuti più tardi. Con il trascorrere dei minuti le veronesi guadagnano nuovamente campo e al 20° ottengono un calcio di rigore per l'intervento di Sironi su Carolina Pini. Melania Gabbiadini dagli 11 metri non fallisce la trasformazione, ennesima doppietta per il capitano Scaligero, sempre più capocannoniere della Serie A. Dopo la girandola di sostituzioni ci prova Di Criscio, ma il suo colpo di testa è impreciso. Bella l'azione sulla destra della neoentrata Battocchio, che mette a sedere l'avversaria e serve la sfera a Gabbiadini, parata la sua conclusione. Finisce 3-0 per il Verona che in attesa del recupero tra Torres e Lazio si mantiene in vetta allungando su Tavagnacco e Brescia. Stefanie Ockstrom porta a 377 i minuti di imbattibilità. Sabato all'Olivieri di Verona va in scena il big match con il Torino terzo in classifica.